Amici bellini, video leggero, serale, diciamo, perché dobbiamo fare questo recap per capire che sta succedendo in Serie A. Ci interessa fare delle valutazioni. Il report dell'allenamento ci dà le notizie non proprio per la quale, ma cominciamo. Questo è uno di quei video che se aspetti lo fai bene, se invece sei frettoloso usciva la notizia, è infortunato, sì. Benvenuto Andrea Giorgioni e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io sono Valerio Fluido, io abito a New York e perché qualcuno non lo sa, io non devo darlo per scontato e chiedo i like per una questione di cortesia, uno scambio, io do, voi date, ma tutto gratis e va bene così. Il report dell'allenamento ci parla di Osimhen che lavora solo in palestra ed è una cosa che ci preoccupa, ma poi veniamo a sapere che è già distinto. Mi era venuto in mente che potesse essere un riposo precauzionale, perché noi, se facciamo un paio di calcoli, oggi, tra una settimana oggi, cioè un martedì pazzesco, veramente pazzesco, staremo pieni di ansia perché ci sarà Barcellona-Napoli e abbiamo ovviamente la rosa contata, perché dobbiamo capire il recupero di Kayus, i centrocampisti sono quelli che sono e vabbè, ma prima la Serie A, perché dobbiamo affrontare il Torino. Allora noi ci spostiamo con questa analisi tattica, perché praticamente, giusto per la completezza, l'abbiamo fatto sempre, lo voglio continuare a fare. Minimo XG di giornata lo fa il Sassuolo con 0,36, a conferma di un periodo tremendo per il Sassuolo e la classifica diventa pericolosa. Onestamente, se non sbaglio, se non ho capito male, il Sassuolo è una delle pochissime squadre insieme all'Inter che non è mai andata in Serie B. Potrebbe questo essere il momento e quindi ne abbiamo approfittato. Ecco perché il quando è importante. Quando si fanno le tabelle, a parte che le tabelle portano male, lo abbiamo visto l'anno scorso, tutti quanti io ci credo, e fai la tabella, ma non si può calcolare, ok, affronto una squadra piccola quindi vinco, 3 punti già in tasca. È un discorso che non ha alcun senso, anche perché c'è il quando. Ci sono squadre piccole che incontri in un certo momento di fiducia o di sfiducia e cambia tutto il mondo. Abbiamo affrontato il Sassuolo nel momento giusto, con un Napoli convinto, e quindi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Vediamo le prossime, perché mancano 10 partite, è facile, ci sono 30 punti a disposizione. Ora vuol dire che noi il Napoli può farne anche 73 e vincere lo scudetto, perché se poi vai a vedere la classifica, l'Inter è a 72, il Napoli è a 43, facciamo 30 punti, l'Inter le perde tutte e vinciamo lo scudetto. Vi rendete conto che la matematica non viene in tuo favore quando devi fare delle proiezioni calcistiche? Esiste la matematica per la matematica ed esiste la matematica per il calcio, che non si calcola così. Non puoi pensare che una squadra possa fare improvvisamente 30 punti, un filotto di 10 vittorie consecutive quando non l'hai mai fatto nella stagione, e idem non puoi pensare che l'Inter le perda tutte. Ecco perché si può già fare i complimenti, insomma, all'Inter, nonostante molte polemiche, perché non possiamo fare finta che non ci siano polemiche, non possiamo fare finta che alcuni delle decisioni, alcuni rigori stavo dicendo, ma alcune decisioni arbitrali sono discutibili, e io aspetto sempre un'altra inquadratura per dire vabbè, da qui si capisce. Quella di Barella la sto ancora aspettando, un'inquadratura, anzi è arrivata una nuova inquadratura dove si vede che il difensore sfiora pure il pallone, quindi proprio siamo alla frutta assoluta. Ci aggiungo il rotolare alla Neymar, risparmiatelo, te lo danno lo stesso, stanno andando al VAR, risparmiatevi le simulazioni, vi prego, ve ne prego. E sottolineiamo che secondo Understat, perché noi abbiamo visto gli XG su SofaScore, secondo Understat, che li calcola in maniera leggermente diversa, la Juve fa più XG di noi, bisogna dirlo, e arriva a 2,04, uno degli XG più alti di giornata, ma l'XG più alto lo registra l'Inter. Con 2,90, ovviamente anche lì il rigore, ma ci siamo. Quindi la situazione, insomma, della classifica è quella che è, e la dobbiamo valutare per quella che è. Il Napoli avrà un bel po' di scontri diretti assolutamente da vincere, perché è evidente che lì devi prenderti i tuoi rischi, e il Napoli lo sta facendo, devi prenderti i tuoi rischi e devi cercare di fare filotto. Chi c'è sul canale da tanto tempo, noi abbiamo vissuto la rimonta incredibile, o meglio
meglio quel girone di ritorno incredibile del Napoli di Gattuso, dove si fecero numeri record, e poi siamo inciampati sulla partita che meno ti faceva impressione. Ricordiamo l'esultanza contro la Fiorentina, ricordiamo le sfide col Milan, e invece tu cadi proprio col Napoli-Verona. Ecco perché nell'ordine il Napoli deve fare Torino in casa, Inter fuori casa, Atalanta in casa, Monza fuori casa, Napoli-Frosinone, che non è una partita qualunque, visto lo 0-4 che ci ricordiamo, Empoli-Napoli, Napoli-Roma, Udinese-Napoli, Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli, e poi c'è Napoli-Lecce. In tutto questo poi ci sarà il Barcellona. Speriamo di doverci inserire anche un quarto di finale di Champions, non sarebbe affatto male. Non sono di quelli che a un certo punto dici usciamo dalla Champions perché ci concentriamo sul campionato. Non funziona così, e abbiamo avuto un'ulteriore conferma. La Juve dell'anno scorso, che aveva le coppe, quest'anno hanno un punto in più. Allora vi renderete conto che non avere le coppe non è sempre un vantaggio. Sì, in generale magari in alcuni momenti puoi recuperare dei giocatori se hai degli infortuni, non hai il patema d'animo di dover fare le cose di fretta o di dover sovraccaricare i giocatori. E a proposito di sovraccarico, il report dell'allenamento del 5 marzo ci porta questo. Li vediamo correre, io vedo qua Simeone, vedo Mazzocchi, vedo Dendonker con gli occhi sempre chiusi. Un sorridente, se sorride potrebbe essere Lindström, potrebbe essere tranquillamente. Troppo piccolino, qua c'è Ossicard, Mario Rui, Raspadori, Nathan, Zielinski, e qua li vediamo più da vicino. Esatto, Mazzocchi, Lindström, Ossicard e Nathan. La squadra ha lavorato, bla bla bla, le corse, le rincorse, un bel sorriso di Juan Jesus, un bel sorriso di Calzona, tornano i sorrisi. E vediamo anche chissà Kvara e Olivera. Rachmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Bene, quando vedono il campo subito vuol dire che la cosa non è gravissima. Ngonghe ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra, quindi potrebbe secondo me recuperare per la settimana. C'è una mini speranzella anche magari di convocarlo contro il Torino. Cajuste personalizzato in palestra in campo, quindi se deve fare anche il lavoro di palestra non lo immaginiamo recuperabile. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra e lì scatta l'allarme. Ma in prima fila vediamo Simeone, che secondo me dovrebbe avere una chance a prescindere dalle condizioni di Osimhen, e secondo me questo affaticamento, perché ci fa sapere Ugolini, fragile mentalmente Achille, sempre sul pezzo. Ngonghe dovrebbe esserci col Torino, vedete che lo dice. Rachmani andrà valutato giorno dopo giorno. Osimhen è semplicemente stanco, nessun allarme. Ecco perché io in copertina metto Osimhen che viene strattonato, perché ne ha prese di botte, ne ha prese di mazzate, e quindi ci sta, e ci sta anche l'idea di un turnover abbastanza ampio. Io non sono d'accordissimo, però l'idea la capirei, perché poi andiamo con questo pericolo di andare col Barcellona con veramente troppe defezioni, e c'è un problema serio di liste, non te lo puoi permettere, specialmente a centrocampo. Quindi secondo me l'idea che possa giocare Simeone prima punta, che è anche un po' sparito dai radar, far riposare qualcuno, magari Traoré che ha avuto una partita così e così, capire la gestione dei terzini. Secondo me Calzona ci deve ragionare senza smembrare completamente la squadra, perché col Torino abbiamo da prenderci una rivincita, dobbiamo assolutamente fare punti, che io vi parlo degli scontri diretti, ma se poi inciampi con quelle che stanno dietro di te è tutto inutile. Quindi questa è la situazione, e non mi preoccuperei su Osimhen, lo farei riposare, lo farei recuperare con calma per averlo esplosivo al massimo contro il Barcellona. Sono occasioni uniche, sono partite secche, parti da 0-0 e 0-0 e quindi devi giocartela fino alla fine. Abbiamo dei potenziali colpi da campioni da utilizzare, e abbiamo una squadra che ha ritrovato un po' di coraggio, un po' di mentalità, quindi perché no? Andiamocela a giocare tranquillamente al massimo delle nostre possibilità. In chiusura, questa ve la leggo come mi è arrivata, perché ancora non si è capito questa posizione di De Laurentiis, il perché da zone, perché si è parlato di questa partita con l'Atalanta, però poi vai a scavare, non è una scelta di DAZN, è una scelta della Lega, e se tu hai preso degli accordi a inizio stagione non puoi poi far saltare tutto il banco e dire no, parlano più, quindi è strana la cosa. Cosa rischia il Napoli? Dico perché
Laurenti potrebbe rischiare anche una multa. Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky e Rai. Sono state le parole del proprietario del Napoli. La rottura sarebbe stata generata da un antefatto. Laurenti si sarebbe convinto che sia stata DAZN a imporre di giocare la gara con l'Atalanta alle 12:30 di sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua, mentre lui quella partita avrebbe voluto spostarla a lunedì. Ricordiamo che, e qua c'entrano anche la questione di Calzona, delle nazionali, perché quello è il periodo delle nazionali. Almeno abbiamo saputo che Osimhen non partirà per con la Nigeria per gli Stati Uniti, che avevano un amichevole negli Stati Uniti, non ci hanno dato vista. Ne capisco qualcosa, è difficile. Ricordiamo inoltre che, come previsto dal bando sui diritti TV della Serie A, DAZN e Sky si limitano a scegliere partite da trasmettere sulla base di un ordine prestabilito. A quel punto tocca alla Lega Serie A stilare la programmazione tenendo conto degli slot a disposizione di Sky per la trasmissione, bla bla bla. Al netto della presa di posizione di De Laurentiis, è importante ricordare che i rapporti delle società sportive con i titolari dei diritti sono disciplinati dal regolamento produzioni audiovisive. Figurati se non lo sa De Laurentiis, che è proprio il capo di tutto questo. Le interviste costituiscono parte integrante dei pacchetti di diritti audiovisivi licenziati dalla Lega Serie A nelle 3 fasi temporali in cui si articola ogni evento, pre-gar, post-gar. Il club da contratto si impegnano infatti ad assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell'evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle interviste a favore dei licenziatari secondo le modalità stabilite. Per questo motivo, in caso di violazioni del contratto, sono previste delle sanzioni specifiche nei confronti della società. Cosa rischia il Napoli? In caso di mancato adempimento da parte di una società sportiva gli impegni di cui sopra, la Lega Serie A si riserva il diritto di adottare le seguenti misure: dopo 2 mancate interviste anche non consecutive, un richiamo ufficiale. Dalla terza mancata intervista anche non consecutiva, sanzione fissa per 10.000 euro. Dalla quarta a seguire, anche non consecutiva, una sanzione raddoppiata per ogni successiva ed eventuale mancata intervista. I competenti organi di Lega, si legge ancora, valuteranno caso per caso. Prima del match con la Juventus sono state già 2 le occasioni in questa stagione in cui nessun tesserato del Napoli si è presentato in occasione delle interviste post partita. È accaduta alla 12ª contro l'Empoli e alla 19ª, una volta conclusa la partita col Torino. Insomma, in conclusione, ho chiesto a Valentina, ecco perché è saltato Facebook. Facebook, gruppo Meta, all'interno c'è anche WhatsApp, c'è Thread, c'è Instagram. Stavo parlando con Valentina e le chiedevo della questione dei disabili, perché ancora pare che non sia stata risolta del tutto, e lei mi ha assicurato massimo impegno e farà presente la cosa. Insomma, sono sensibili a questo e non mi stanno ignorando, questo devo dirlo subito. Ho preso la palla al balzo, visto che Valentina mi risponde sempre, e le ho chiesto, secondo lei, perché io le do sempre comunque del lei, è il caso o no di avere un approccio un po' più diplomatico e di non litigare con tutti, perché il futuro, io ho questa speranza che poi quando ci sarà un passaggio di consegne si avrà un approccio diverso con quelli che ti stanno intorno, col sistema, con i tuoi tifosi, con i giornalisti, con i tuoi collaboratori, perché immaginate un Baldari che viene tutte parolacce, non è facile. E ho ricevuto una risposta abbastanza coerente e abbastanza attenta, perché Valentina mi ha assicurato che lei preferirebbe anche lei un approccio un po' più diplomatico, ma anche che il presidente lo si ama anche per questo. Ed è una risposta secondo me coerente, perché c'è della diplomazia già all'interno di questa risposta. Non poteva dirmi poi che il papà è fatta così, no, è giusto che non prenda posizione in maniera tosta nei confronti del presidente, ma è giusto anche che mi dia una prospettiva di un approccio diverso in futuro, e quindi questo mi lascia speranzoso, mi lascia fiducioso in futuro, dove non mi avete mai sentito dire vendi e vattene queste stronzate qua. Assolutamente no. All'interno di questa gestione si possono fare delle cose un po' meglio e si possono evitare dispersioni di energie negative e cose evitabili. Adesso ti sei messo contro anche DAZN, che non era il caso probabilmente. È vero, ha ragione Valentina, a qualcuno piace proprio l'atteggiamento del presidente, a me piace meno, onestamente. E nel momento in cui stai per affrontare fasi delicate
non è il caso di mettere altri bastoni tra le ruote. Fai parlare i tuoi collaboratori, fai parlare Calzona, non parlare sempre tu. Fai parlare anche Valentino, fai parlare Edo, ma non parlare sempre tu, perché è quando parli tu che succedono le cose un pochino più... sono pesanti, si vede su Paramount Plus, si vede all'estero. Peccato che deve essere per forza così. Però un po' di speranza per il futuro io me la tengo. Non vi voglio illudere di niente, perché è così, però almeno siamo ascoltati e possiamo, non vorrei fare il passo più lungo della gamba, ma un tentativo di portarvela qui sul canale, magari insieme, padre e figlia. Io lo farò, poi vi farò sapere quello che si potrà fare. Quindi ecco perché, vedi, cade Facebook per esempio, ecco perché dovete essere iscritti. Oltre a essere iscritti al canale, dovete andare nel canale Telegram che trovate sotto in descrizione, dovete seguirmi su tutti, anche su Twitter, perché ne cade uno e ci possiamo sempre trovare su un altro. Se invece un giorno su YouTube come vi trovo più e mi metto a piangere. Quindi seguitemi su tutte le cose possibili e immaginabili, like a terremoto, commenti fiduciosi, commenti meno fiduciosi, va bene tutto, l'importante è che non abbiamo apatia, l'apatia di cui avevo paura. Per fortuna il Napoli si è rimesso in sesto e non si è arreso, ecco, quella cosa di arrendevolezza con Bazzari, per fortuna siamo ritornati almeno a respirare, a boccheggiare. Da New York, Valerio Frido è tutto, e like, ve l'ho già chiesto, fate voi, non c'è problema. Lasciare di una